buongiorno, siamo a un nuovo appuntamento della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta di Bolzano. Oggi abbiamo con noi il professor Giorgio Dobrilla, emerito primario di gastroenterologia all'ospedale regionale di Bolzano e che ci ha accompagnato in questi anni in numerose presentazioni di libri, conferenze, soprattutto dibattiti con il pubblico. La sua esperienza, la sua conoscenza nell'ambito appunto della medicina diciamo specialistica, ha permesso a molti di noi di conoscere alcuni aspetti anche della propria salute e soprattutto di adottare dei comportamenti adeguati. Ma quello che in questi anni soprattutto ha un valore aggiunto alla grande esperienza e alla grande sapienza nell'ambito medico e scientifico del professor Giorgio Dobrilla è la divulgazione. Questo impegno civile forte che ha aiutato anche la biblioteca nel diffondere dei messaggi corretti, coerenti con quella che è un affrontare la vita in maniera positiva, ma soprattutto allontanandosi e immunizzandosi, tra virgolette, da quelli che sono false notizie, false credenze e pericolosi comportamenti. Ma non mi dilungo, ricordo che all'attivo della bibliografia del professor Giorgio Dobrilla troviamo centinaia e centinaia di articoli, di pubblicazioni, di libri nell'ambito medico in più lingue, su riviste specializzate di fama internazionale, in quanto anche ha insegnato presso l'Università di Parma, ma soprattutto negli ultimi anni troviamo numerosi libri che sono leggibili da un vastissimo pubblico e che consigliamo, come quello di oggi che si intitola Imparare dagli altri. Usciamo un po' dal settore della medicina e entriamo invece in quello del pensiero umano, del comportamento, delle abitudini e di tutta una serie di cliché che a volte ci aiutano, ma molto spesso ci mettono in difficoltà. Lascio la parola al nostro ospite e vi saluto. Allora, professor Dobrilla, grazie innanzitutto di aver accolto l'invito a partecipare a queste rassegne virtuali della Biblioteca Provinciale. Parliamo del libro Imparare dagli altri e soprattutto la prima domanda che le rivolgo è: come mai ha scelto e da che cosa è stato ispirato questo libro così particolare, denso di aforismi ma molto anche articolato su temi che riguardano e toccano l'animo umano? Allora, prima di rispondere, innanzitutto ringrazio la dottoressa Trevisan per l'opportunità di questa chiacchierata e poi le rispondo. Le rispondo dicendo che è un vizio antico che nasce dalla mia infanzia, perché mio padre mi ha sempre influenzato con delle frasette che capivo che era importante memorizzare, tipo cosa fare da capo A, non fare domani quello che puoi fare oggi, o prima di sapere ascoltare, prima di parlare, eccetera, eccetera. Tanto che già da tempo, dall'infanzia, dall'adolescenza, mi segnavo queste frasette che poi si sono arricchite nel tempo con cose molto più importanti e quindi è stato il primo muover, diciamo. Il secondo motivo è perché mi sono sempre più convinto che pensare è difficile, giudicare è facile ma pensare è difficile, e quindi il libro, diversamente dalle altre che erano di divulgazione scientifica, è volto soprattutto all'intenzione di far pensare possibilmente tutte le persone, quindi si rivolge a un pubblico, come diceva la dottoressa Trevisan, piuttosto ampio. La terza cosa, che però è venuta in seguito, è l'accorgermi durante la stesura del testo, dei testi che sono spezzettati e divisi per ambito diverso uno dall'altro, e che emergeva come dei pensieri non hanno tempo. Ci sono delle considerazioni fatte da filosofi, da politici, da dittatori, da quello che volete, che da prima di Cristo a 2000 anni dopo Cristo sembrano fatti nello stesso tempo, il che mi faceva pensare un certo dolore, un certo dispiacere, che molto è cambiato da un punto di vista tecnico nell'umanità. Stiamo andando su Marte, preleviamo cose da Giove, ma l'anima umana, la problematica umana, le debolezze e le virtù umane sono rigorosamente le stesse.
Questo naturalmente mi ha addolorato da un certo punto di vista, ma credo che la fotografia della realtà sia molto meglio delle ipotesi e delle speranze. Questi sono i 3 motivi fondamentali. Il quarto motivo che si aggiunge in fondo, avendo una certa età, è il piacere di fare del bene anche per gli altri, è che, come forse ricorderà la dottoressa, abbiamo trovato un modo che del libro ci potesse beneficiare un'associazione benefica, e mi ha spronnato ulteriormente a fare quello che ho fatto in questo volume. Ecco, sì, infatti so che il libro, quello che era, diciamo, il guadagno, il ricavo dalle vendite del libro sarà destinato all'associazione Volontarius, e anche questo è un segnale chiaramente della grande generosità del professor Dobrilla, non solo nel divulgare le informazioni, nel cercare di contribuire partecipando a un benessere della società, ma anche direttamente con un contributo concreto per questa associazione molto attiva sul nostro territorio. Quali sono le frasi magari più significative, o quelle che hanno inciso di più nella sua vita? In particolare c'è una preferenza fra tutte queste, perché visto ci sono scienziati, ci sono teologi, scrittori anche di altri tempi, da Mark Twain, ci sono molte donne, viene citata anche Marie Curie, delle attrici, delle cantanti. C'è una preferenza forse per qualcuno? La domanda è facile, ma la risposta è difficile, perché potrei dire che ciascuna di queste, se l'ho scelta, è un po' una mia preferita, però così, quelle che mi vengono in mente più spontaneamente è per esempio la frase che ha detto Einstein, che è più difficile e più facile frantumare la struttura dell'atomo che rompere un preconcetto. Questa mi sembra particolarmente adatta anche in questo periodo in cui sulla vaccinazione, sul virus, eccetera, tutti sanno tutti e vivono di preconcetti e di scarsissime informazioni oggettive. Un'altra che mi ha colpito in maniera ironica e divertente, perché ci sono aforismi che inducono anche a un certo ottimismo, un certo sarcasmo, è l'osservazione che la bugia, la menzogna fa tempo a raggiungere le parti lontane del mondo, quando la verità si sta mettendo ancora le scarpe. Una terza, un po' più seriosa, per esempio, è l'umiltà, che paga sempre, anche quando c'è dietro un grande valore, l'umiltà dell'affermazione di De Gasperi a Parigi. Avevamo tradito alleati e nemici, eravamo distrutti da un punto di vista economico, eccetera, e lui si presenta a Parigi davanti a un consesso che lo guardava con grande diffidenza, e lui dice: sono qui accompagnato e accettato solo dalla vostra benevolenza. Ecco, questa capacità di un grande uomo politico di denunciare i passati della propria nazione e chiedendo scusa e cercando di riportarci nel consesso delle nazioni civili è stata una cosa seria che mi ha colpito molto. E Marie Curie, che cosa che ha colpito di Marie Curie, a parte l'aspetto Marie Curie mi ha colpito, è uno dei grandi amori femminili. Io sono un grande estimatore della donna in generale, e ci sono delle donne che poi hanno lasciato il segno particolare. Marie Curie l'avevo conosciuta in un vecchio film con Walter Pigeon, che era la signora Curie, credo, in cui risultava alcune tappe fondamentali di questa vita della donna, che era una polacca, come si sa, e in quel paese la donna non poteva arrivare all'università, pur avendo dimostrato grandi capacità critiche, scientifiche, eccetera, una bella donna fra l'altro, e ha dovuto andare in Francia perché non poteva completare gli studi nella propria patria. In Francia si sposa con Joliot, suo marito, che era uno scienziato anche lui, ed è così brava che si permette di vincere 2 Nobel, uno per la chimica e uno per la fisica. Ma quello che colpisce di più è che quando hanno cercato di fare le ricerche sul radio, si vedeva anche nel film disegnato molto bene, il marito poi è morto in un incidente stradale, diciamo, si vede che scava tonnellate di backblend, di materiale, e senza vedere niente stanno per uscire dal laboratorio credendo di aver avuto un insuccesso, e si accorgono di una luminosità
che emerge da tutta la terra che hanno scavato e si mettono a piangere. Questa è una delle cose che mi ha fatto innamorare di questa donna. Il libro del professor Dobrila, Imparare dagli altri, che tra l'altro appunto è stato in collaborazione, è stato realizzato in collaborazione con Alessandro Cimino, si può leggere così saltando di pagina in pagina, perché ogni singola pagina è rappresentata da un aforisma e quindi anche quotidianamente si può prendere in mano il libro e scegliere un aforisma. Io prima avevo trovato quello di Giacomo Leopardi, ma possiamo anche trovare quello di Orazio, che mi piace tantissimo, proprio in riferimento al discorso che gli uomini in questi 2000 anni, come diceva il professor Dobrila, non sono assolutamente cambiati. Sono cambiate le condizioni esterne, il progresso, ma il pensiero, gli atteggiamenti, le debolezze e anche i punti di forza sono rimasti gli stessi. Orazio, l'aforisma scelto dal professor Dobrila è est modus in rebus. Sì, rispondendo alla prima parte, il libro è volutamente fatto in modo tale che ogni pagina concluda il commento critico all'aforisma. Questo per facilitare il lettore, che veramente in una pagina legge finché gli viene sonno ma non perde niente. Naturalmente è diviso in ambiti diversi, dalla storia, alla politica, all'amore, mille altre cose, ma certi aforismi potevano andare in un capitolo diverso da quello che è stato scelto, ma come in medicina significa scegliere, significa prendere e lasciare qualche cos'altro, quindi altri aforismi avrei potuto metterli dentro, ma comunque una scelta bisognava farla. Est modus in rebus può voler dire tante cose a seconda di come uno legge, e che qualsiasi cosa facciamo, dalla didattica a un atto stile a un pensiero, la qualità delle nostre decisioni risente molto, riflette molto il modo in cui ci vengono dette. Quindi dire le stesse cose in modo facile, per esempio, è un pregio per una persona che voglia scrivere, perché è importante che sia chiaro a chi legge, non a chi scrive. E spesso trovo, anche in autori che sono dei miei maestri da un punto di vista formativo, Cacciari, tanto per fare un esempio, che è una persona che stimo, però è quasi illeggibile per una persona normale. E ho cercato siccome non scrivo per filosofi, ma scrivo per la gente comune, faccio il giornalista e quindi sono influenzato anche, a parte il mio settore medico, scrivo per dei lettori di giornali che non hanno una competenza globale, specifica e a tutto quadro, insomma. E quindi ho cercato anche il linguaggio che fosse, è stato uno sforzo abbastanza voluto. Dico anche che la possibilità di rendere tutto in una pagina, di renderlo leggibile, di trovare una forma grafica anche, non sarei riuscito a farlo così facilmente senza l'aiuto di Alessandro Cimino, che è un informatico all'Università Libera di Bolzano, che ha una capacità di agire sul computer che io non ho, perché vengo da quando la luce non c'era ancora. Diciamo che questo libro e questa raccolta chiaramente dimostra anche una grande cultura letteraria, umanistica del professor Dobrila. Non solo la citazione dell'aforisma, la spiegazione, ma poi anche la contestualizzazione di questi aforismi. Come dice Alberto Faustini nella sua introduzione, ha dato una nuova vita a questi aforismi, li ha impreziositi, li ha approfonditi, trovando degli aspetti che forse neanche si coglievano, no? Leggendoli di primo acchito. Tanti magari li conosciamo, tanti altri sono stati una novità. E questo è anche grazie a questa grande curiosità, a questa grande formazione anche letteraria, umanistica che il professor Dobrila ha. E qui rivolgo anche una domanda sull'importanza dell'istruzione, della formazione, della lettura, che vedo che sono tasti che tocca continuamente nelle sue conferenze e anche nelle sue pubblicazioni di carattere divulgativo. Sta dicendo una cosa fondamentale. D'altra parte, io ho fatto un liceo classico, Francesco Petrarca, a cui non sono mai tanto grato,
perché ha favorito proprio l'apprendimento culturale anche quando ci sembrava noioso, magari come imparare a memoria certe cose, però certamente è la formazione che ha favorito delle naturali inclinazioni. Nel fare queste cose mi sono trovato spesso di fronte a un aforisma celebre, ma di autore sconosciuto o semisconosciuto, quindi qualche volta ho dovuto informarmi per entrare anch'io nel pensiero di chi l'ha fatto. Quindi ci sono delle persone che mi sono dovuto documentare biograficamente, eccetera, quindi mentre altri che conoscevo di più, non so, se avessi dovuto documentare un aforisma di Leopardi, magari lavoravo in casa, visto che ho fatto il liceo classico. Ma per altre persone ho dovuto anche documentarmi, il che mi ha arricchito e mi ha fatto capire più correttamente il pensiero dell'autore dell'aforismo o della frase stessa. Comunque l'istruzione, diciamo la formazione e anche la possibilità di rimanere curiosi, no? Se si smette di essere curiosi si muore. C'è anche qui un aforisma molto importante, no? Legato a questa lenta appassirsi, diciamo, se non si coltivano certe sensazioni, certe emozioni, ma soprattutto anche se non si rimane curiosi nei confronti del mondo. Mi sta dicendo un'altra delle cose sensate che ha detto sempre, è quella della curiosità. Ma una curiosità che non è la curiosità di vedere cosa fa il vicino di casa o se ha la matta, la curiosità viene sviluppata dalla lettura, e la lettura purtroppo è la Cenerentola in Italia. Abbiamo una percentuale in Europa credo più bassa di lettura, ma non di libri, di giornali, e nei giornali si legge spesso soltanto il titolo, si salta l'articolo più lungo. Umberto Eco dice, tra l'altro è un aforisma riportato nel libro, e dice che leggere significa appropriarsi delle esperienze altrui e non rimanere ancorati solo alle nostre piccole esperienze personali, e dice una frase un po' immaginifica, che è come diventare immortali, è come riappropriarsi dell'immortalità, perché attraversiamo attraverso la lettura, che ripeto è una delle cose più dolorose da riscontrare, che è la Cenerentola in questo paese, ci favorisce la lettura, ci favorisce la curiosità, e la curiosità ci spinge a leggere. Purtroppo il tempo è quello che è. Immaginiamoci soprattutto la donna, che oltre ad essere il sesso da me preferito, stima perché ha difficoltà più degli altri, non perché è donna, ma ha più difficoltà del maschio. Immaginiamoci una donna che ha famiglia, figli e che ha una professione, che deve avere anche il tempo per leggere e per soddisfare delle curiosità. Il tempo che le resta è minore di quello che ha il maschio. Ecco un motivo di più per simpatizzare non soltanto con la direttrice della Biblioteca Trevi, ma con tutte le donne in generale. Un tema molto interessante che ha toccato adesso il professor Dobrila, ma che è ripreso anche in alcuni aforismi all'interno del suo libro Imparare dagli altri, è sicuramente il discorso della disparità di genere, di questa disuguaglianza che c'è tra uomo e donna a livello culturale, ma anche in tanti paesi sul nostro pianeta. Tant'è che l'Agenda 2030, sancita dall'ONU, firmata e siglata da 193 paesi, mette tra i vari obiettivi fondamentali quello proprio di eliminare la disparità di genere. Il professor Dobrila è sensibile a questo tema, infatti ha anche riportato alcune notizie, alcuni riferimenti nelle sue citazioni per quanto riguarda l'amore oppure il ruolo della donna, che con preoccupazione vede ancora molto marginale o comunque inficiato da dei condizionamenti pesanti di culture anche diverse. Si parlava dell'infibulazione, ma soprattutto anche della difficoltà della donna di conciliare questi tempi quotidiani, e faceva riferimento anche a un movimento particolare che è nato in questi anni. Per un movimento che sottolinea l'importanza del problema che è sollevato lei, della disparità e della discriminazione di genere. Questo movimento si chiama No Kids, è un movimento internazionale che raggruppa donne anche di valore, note o non meno note. L'avvocato in Italia, per esempio, la Tamaro e l'avvocato Bongiorno, per fare due nomi, che hanno dovuto scegliere se cercare di sfondare o di primeggiare nella loro professione, rinunciando alla vita familiare, ad avere dei figli. Ora, alcune sono più portate a fare questa scelta, una minoranza, altre
fanno quell'altra, ma spesso subiscono quell'altra, non la fanno. D'altra parte la discriminazione ci dice che sicuramente a parità di difficoltà il sesso femminile ha più difficoltà per affermarsi in qualsiasi campo rispetto al genere maschile. Un'altra cosa palpabile e materiale è che lo stipendio in generale nelle varie professioni, in medicina anche lo stesso, lo stipendio è diverso. Le donne sono pagate a parità di funzione, sono pagate meno degli uomini. Io trovo che questo in una società civile sia assolutamente intollerabile. Ecco, e come si diceva appunto nell'Agenda 2030 c'è questo impegno anche di eliminare la disparità di genere, ma quello che mi ha colpito leggendo il libro del professor Dobrilla, Imparare dagli altri, è la straordinaria coincidenza con quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, cioè questa necessità di inseguire una formazione, di avere una base solida, di dare ascolto a quelle che sono le evidenze scientifiche, cioè questi argomenti concreti che non possono essere interpretati in maniera personale o manipolati, mentre a volte il messaggio che riceviamo, anche e soprattutto in questo periodo, nel periodo del Covid, sono discordanti e creano una grande confusione, il che significa che forse da una parte le persone non sono pronte a recepire certi messaggi, non si riescono a difendere dalle false notizie, ma dall'altra c'è anche chi ne approfitta. Come vede questa diffusione? Come si può tutelare una informazione corretta? Come ci si può muovere per capire bene come? La soluzione sembrava essere l'aggiornamento dei mezzi di informazione, la televisione, il computer e il cellulare. Il fatto sta che questi mezzi straordinari sono serviti più a imbonire la gente che a informarla recentemente. Poi è facile pescare nelle cose di superficie. Per esempio, se mi permette, trovo ineffabile che della gente assolutamente sottoculturata in quel campo specifico dia un giudizio o si preoccupa di un effetto collaterale del vaccino, che è 1 su milioni, e non si preoccupa, e poi va in tabaccaio e compra un pacchetto di sigarette, ne fuma 2 al giorno, in cui c'è scritto il fumo uccide, ti viene il cancro. Si preoccupa di effetti consistenti, statisticamente rilevanti, non si preoccupa, e si preoccupa invece di cose di cui non sa assolutamente niente e che le rende vittima di una disinformazione permanente, giornaliera, che sia o non sia voluta, che sia casuale o che sia geopoliticamente orientata, non cambia niente. Il fatto sta che quello che riceviamo è su 100 notizie 90 sono fasulli o imprecise. Ma non c'è solo il tema dell'informazione, dell'istruzione, vedo che tra le varie citazioni, tra i vari aforismi, si tocca anche il tema dell'immigrazione, del diritto di avere una casa per tutti gli uomini, di riuscire a sentirsi a casa propria in ogni dove, insomma, sulla terra. E c'è una citazione di Virgilio, proprio a dimostrazione che l'animo umano, comunque le aspirazioni non sono cambiate. Sì, questo è un problema grosso in cui è difficile avere, è chiaro che se si apre le porte a tutti crea delle difficoltà importanti. Quella però di dimenticarci, soprattutto parlo per gente che crede in una religione in cui tutti siamo fratelli, almeno le 3 religioni monoteistiche, poi nei fatti però la frase prima io, prima noi, prima l'Italia, prima la Francia, first America, eccetera, dimostriamo che la religione ha soltanto delle parole scritte vuote, perché quando si tratta di tirar fuori un po' di umanità e di ricordarsi che se soffriamo quando un bambino viene investito in via Marconi, ci dimentichiamo che in un'ora di conferenza muoiono migliaia di bambini di sete e di fame, ci si domanda che umanità è questa.
e vedo che questo concetto, a parte qualche spunto sporadico anche, ma sono preciso, anche dalla parte della Chiesa più illuminata, da parte dello stesso Pontefice, insomma, e ci fa presente che se siamo tutti figli di Dio perché è religioso, io non lo sono, o lo sono in maniera diversa, insomma, dove va a finire? Cosa significa ama il prossimo tuo come te stesso se la prima barca che arriva ti spara? Insomma, mi rende un po' perplesso. Ecco, io arriverei verso la conclusione chiedendo anche, facendo una domanda su Albert Einstein, che mi sembra sia quello preferito su Albert Einstein, sì. No? Su questo aforisma di cui si parlava prima: è più facile disintegrare un atomo che demolire un pregiudizio, che è poi anche così completato nella pagina successiva da una citazione di Voltaire: i pregiudizi sono i re del porco. Sì, sono due verità assolute, visto che mi fa recitare Einstein, non perché mi è simpatico, ma perché è un cervellone che ha lasciato traccia nell'umanità, le dirò un'altra cosa, divertendo, così finiamo con un po' di speranza e un po' di ironia. Dice, l'universo e la stupidità umana sono infinite, ma sull'universo ho qualche dubbio. A conclusione della presentazione di questo libro, Imparare dagli altri, dalla viva voce del professor Giorgio Dobrilla, voglio ricordare la sua ricca e nutrita bibliografia di libri che in questi anni ha dedicato alla corretta divulgazione, senza però rinunciare alla profondità di pensiero, anche in tema spirituale, con la collaborazione di Don Paolo Renner, oppure aspetti anche legali come la collaborazione con l'avvocato Arnaldo Lohner, e poi anche aspetti sempre scientifici e divulgativi attraverso il sostegno e la collaborazione di Piero Angela, di Garattini e di tante altre persone che credono in questa attività del professor Giorgio Dobrilla. I titoli sono disparati, li ricordiamo così en passant per quanto riguarda l'effetto placebo, la storia dell'effetto placebo, i disturbi che tutti noi comunemente possiamo riscontrare, che ci allarmano ma che forse sono curabili in maniera seria ma senza ansia. E comunque ricordo che tutti questi volumi sono prestabili e recuperabili attraverso la biblioteca e il catalogo unico Explora. Un arrivederci, a presto.